Presentata a Palazzo Balbi a Venezia la seconda edizione del Veneto World Health Forum, in programma dal 13 al 15 marzo. Questo nasce da una mia idea, che sta ad indicare la volontà di essere un centro di eccellenza di riferimento internazionale nel dibattito rispetto alla sanità del futuro. Partecipano oltre 35 università italiane e del mondo, partecipano un sacco di ricercatori, di relatori, abbiamo avuto oltre 3.000 frequenze nei 4 giorni dell'anno scorso e quest'anno faremo ancora di più, 13 centri di ricerca internazionali, e quindi sarà il vero ambito nel quale si discuterà veramente della sanità del futuro. Fondamentale il contributo della Camera di Commercio di Padova, il cui presidente Santocono, presente per l'occasione, ha parlato anche della location, ovvero il Padova Congress. Quest'anno ci ha dato dei ottimi risultati, abbiamo avuto più di 89 eventi, 100.000 presenze. Questo World Health Forum parla di medicina di precisione, che dice per analizzare il presente e per approfondire il futuro. Noi siamo in una regione in cui il futuro c'è già, abbiamo una sanità che ha i massimi livelli, noi stiamo lavorando in un settore dove si fa uso della robotica, si fa uso di strumenti di analisi modernissimi, si fa ricorso a tecnologie che magari vengono proprio testate nella nostra regione e poi vengono diffuse a livello internazionale. Tanti gli esperti che presenzieranno, tra cui anche il professor Giorgio Palù. Nella prima giornata si parleranno di determinanti fisici e ambientali di malattia, l'alimentazione, il rispetto dell'ambiente, le malattie metaboliche, come influiscono sulla salute, ma parleremo anche dei nuovi virus. La seconda giornata invece parlerà proprio della medicina di precisione, che utilizza tecnologie d'avanguardia per identificare bersagli di terapie per terapie geniche. Ad intervenire anche il professor Gilberto Muraro, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, che ha sottolineato come nella qualità della vita al primo posto ci sia la salute e dell'orgoglio di essere parte integrante del finanziamento e realizzazione di questa incredibile iniziativa.